Ben trovate amiche e amici di Diffusion e di DTV, mercoledì, puntata che preferisco perché è la puntata in cui andiamo tutti assieme a prenderci cura di noi al Palace Beauty and Spa di Imola. Questa settimana andiamo a scoprire un massaggio particolare dedicato alle donne che aspettano un bambino e poi a scoprire anche un trucco naturale, guardate. Non vorrete mica, donne che seguite Diffusion e in particolare Diffusion Makeup dal Palace Beauty and Spa di Imola, presentarvi in sala parto, attenzione, presentarvi in sala parto con una faccia tutta provata e mentre siete lì che spingete per dare alla luce la vostra creatura, avere tipo il trucco che vi cola e poi quando esce la vostra creatura che ve la danno, lui vi guarda e dice ah! E non è che piange perché è il primo vagito al mondo, no, è inorridito. No che non volete, se avete seguito fino ad oggi Diffusion Makeup volete essere belle anche in sala parto e quindi non potendovi mandare Isabel, la nostra truccatrice, lì in ginecologia, mentre siete in travaglio, vi facciamo vedere con la nostra futura, dobbiamo fare in fretta questa puntata perché non si sa mai, mamma che è Alice, ciao Alice, ciao. Ben trovata. Qui c'è anche Leonardo, ciao Leonardo, sono una zia, non ha calciato quindi gli sto simpatica, fa la ninna, bravo, anche vorrei tanto. Vedi, non svegliarlo. Non svegliare Leonardo che dorme e studiamo il trucco per essere bellissime quel giorno. Anche in sala parto, fondamentale. Quindi trucchi tutti waterproof, bravissima, perché altrimenti tra il quanto sudi e magari il lacrimone che può scappare, vedrai che andrà tutto benissimo, sì, non sentirai niente, assolutamente. Guarda che bello il terrorismo psicologico che riesco a fare a una... Quando nasce ti autorizzo a chiamarmi e a riempirmi di insulti. Bene, ma nel frattempo, in attesa di Leonardo... Con una leggera base waterproof già data. Leggerissima. Leggerissima, quindi andiamo a marcare un po' l'occhio. Certo. Almeno quello, così almeno abbiamo un occhio bello vispo, bello... anche se siamo lì che stiamo... Siamo là che spingiamo, abbiamo un occhio vispissimo. Due occhioni avremo così che... Sì, flappiamo pure le sopracciglia, mentre le ciglia, scusate, mentre siamo là che spingiamo. Allora, intanto che Isabel provvede a rendere l'occhio della nostra mamma Alice, futurissima mamma Alice, sempre più intenso e luminoso, perché in quel momento lì è importante. Io vi ricordo che se volete dei consigli da Isabel, anche se ve la volete portare in sala parto, potete mandarle un'email. Lei viene, io sono sicura che lei venga. Vengo. E potete mandarle un'email a Isabel con la doppia L makeup@gmail.com oppure scriverle sulla sua pagina Facebook Isabel doppia L Makeup. Se tipo siete al secondo figlio e avete la foto del dopo parto del primo e siete delle cose siete giustamente stravolte, mandatele quella, lei studierà il trucco adatto per voi per il prossimo figlio. E poi invece se volete dei consigli, se volete delle informazioni sul Palace Beauty and Spa di Imola, potete guardare il sito di riferimento che è www.blueappeal.it oppure sulla pagina Facebook Palace Estetica, Benessere e Abbronzatura. Pronti? Siamo pronti? Guarda là che lavoro. Beh, intanto con la matita nera diamo un po' già di ombreggiatura che poi con l'ombretto andiamo a sfumare per bene. Mi raccomando, mentre sei lì, se per caso ti si rompono le acque, tu non stare a preoccuparti di prendere su il valigino con i ricambi del bambino. Corri in bagno e sfumati l'ombretto. Se proprio non ce la fai, dai un colpo di telefono a Isabel, lei arriva. Sì, vengo subito. Presto Isabel, sto partorendo, vieni. E lei io arrivo, tanto abito vicino all'ospedale. È pronti, è un attimo. Se per caso ci scrivete da Piacenza, non vi preoccupate, datele più o meno i giorni in cui prevedete il parto e lei si fa trovare in zona, Secondo me, anche perché poi si fanno subito le foto, no? Dopo il parto vorrete mica farvi vedere tutte conce, no? Un attimo di trucco e parrucco e passa la paura.
stiamo facendo una specie di smokey eyes. Certo, cerchiamo di essere un Io po'... sono convinta che un giorno Isabel avrà dei bimbi lei e Speriamo. andrà in sala parto truccata perfetta, ma Certo. perfetta, con anche il rossettino, Sì, poi mi preparerò la borsa ovviamente con tutti... I tuoi trucchini. Gli Lo struccanti, mi perché raccomando. non scherziamo, appena ha partorito, che ha fatto le foto di rito, passa con il latte detergente, 25 minuti devono portare il bambino per allattare, un attimo che devo finire di passarmi all'interno della rima palpebrale il cotton fioc. Dio. No, beh, ci sono delle priorità nella vita, non scherziamo, noi sappiamo esattamente qual è l'ordine. Vedrai. Ah, e verrò, Come ti sarà? terrò la mano mentre Vieni, sarai lì che vieni. spingi. Vieni pure. O comunque, insomma, se tu dovessi entrare, ipotesi, tu dovessi farlo adesso, saresti perfetta, Leonardo troverebbe una mamma bellissima. È molto bella comunque, Alice, ovviamente. Ma se dovesse nascere adesso Leonardo rimarrebbe impressionato dalla bellezza della sua mamma. Almeno, prima donna che vede. Adesso gli sto dando un colorino più chiaro per illuminargli la palpebra. Visto che dici che è troppo nero, è troppo... A me piace lo smokey eyes. A me piace tanto. Poi qua un po' di colore bianco per illuminare. Possiamo eventualmente pensare a un trucco anche per il papà, perché dovrebbe essere magari un po' pallido lì. Gli facciamo fare un paio di lampade prima, sempre qui al Palace Beauty and Spa di Imola. Poi chiamiamo Isabel dalla via che è lì, che sistema la mamma, passa anche sul babbo. Una manata di fondotinta e passa la paura. Ale, tutti. Olè. Poi anche la E poi- suocera. No, e poi quando esce Leonardo, se per caso non ha la pelle perfettamente idratata, tracchete, Crema. facciamo una bella crema e amen. No, poi ci sono anche le mamme, insomma. Ah, c'è un tutti grande dopo. affare. Sì. L'ostetrica, vorrei mai che l'ostetrica non sia in forma smagliante anche lei? È la seconda donna che vede, Beh, questo è un trucco molto carico, però possiamo farlo anche dei toni del marrone o del rosato. Mhm. Quindi col rosellino più scuro Se qua. maschio è azzurro. Anche se piace come... Poi andiamo anche, guarda in alto, andiamo anche dentro l'occhio, così rendiamo proprio lo sguardo bello languido. Vediamo anche un po' di rossetto rosso. Ale, Olè, abbiamo scusa. questa cosa... Poi appena hai partorito sei pronto per andare su un cubo in discoteca a ballare, non c'è mica problema. Con tutte le energie che ho Beh, rimasto. certo, figurati, ti fai un po' di guaranà e Insomma, poi può succedere in tutti i momenti che ti si rompano le acque, hai capito, giusto? cara? Quindi tu la mattina sei serena. già truccato. Esatto, tu la mattina alle 7 quando ti svegli parti. Questo è un po' bel troppo, dai, No, no, mettiamo io lo volevo questo. No, rosso, io volevo Ma un bel no, rossetto rosso no, facciamo questo, un po' più naturale, dai, perché sennò... Questo qui è waterproof comunque, Lo do anche alle spose, questo qui, il giorno del matrimonio. Così, mentre sputacchi... No, non si dice, guarda come mi ha guardato male Isabel. No, me la facevi ridere. No, figuriamoci, non faccio mai ridere nessuno. È vero. No, questo è un colore molto Naturale. rosatino, insomma, naturale. Dicevo, lo do anche alle spose, questo qui. Si chiama Mille Baci. Mamma mia. Questo rossetto, quindi proprio fatta Mille apposta. baci. Ma com'è bella questa cosa. Basi a 1000, diceva Catullo a Lesbia. Anch'io ho fatto anche le scuole alte, ero al secondo piano. Poi lo sappiamo, adesso questo è un trucco così particolare, poi ognuno non è vero. Può Cioè, decidere di fare quello sì, che ritiene di più solito. opportuno. Comunque portatevelo un ombrettino in sala parto, non vi dimenticate, la vostra valigina lì, quella un po' di cipria. cipria, sì, perché comunque bisogna opacizzare, perché comunque si suda, Il sudore. tamponare la parola. Cioè, in realtà il d'ordine. marito invece di tenerti la mano ti deve dare la cipria. Ti tampona Tieni, con la tieni, cipria tieni. opacizzante, soprattutto nella zona T.
sei bellissima Alice. Proprio. Sono pronta. Sei pronta? Calma, al momento non abbiamo ancora finito. Lì Leonardo, lì, stai lì Leonardino. E allora adesso andiamo assieme ad Alice e a Leonardo a fare una cosa davvero bella, rilassante, il massaggio per la maternità, il maternity massaggio. Raramente mi avete vista così intenerita, ma la pancia della nostra ospite di oggi, Alice, qui dentro c'è Leonardo, è qualcosa di meraviglioso. Tra un mesetto circa Leonardo uscirà e non lo sa, ma lui è già una piccola star del video. Dicono che toccare la pancia di una mamma porta fortuna e allora io adesso ti lascio perché non è compito mio fare il massaggio, però questa pancia è meravigliosa e davvero, insomma, mi commuove un po'. Quindi adesso lascio la parola a Mariella perché facciamo alla nostra Alice un massaggio apposta pensato per le mamme come lei. Cosa le faremo? Allora, facciamo un massaggio rilassante. Un massaggio rilassante dove andiamo a toccare i punti della schiena e scendiamo anche giù nelle gambe per dargli un attimo di sollievo a questo senso di gonfiore che accompagna un po' tutte le mamme in gravidanza. La schiena perché il peso della pancia quando si è in un periodo così avanzato degli 8 mesi si fa sentire molto, quindi per alleviare un attimo questa sensazione di fatica nella schiena e pratichiamo un massaggio. Allora, intanto che la nostra Mariella si prepara è un olio questo? Questo qui sì, è un olio naturale, molto neutro, è inodore, è un olio da massaggio. Andiamo ad applicarlo neutro perché si potrebbero comunque avere dei problemi di nausea, certo. Invece qualcosa di inodore, non andiamo a disturbare la mamma che si sottopone al massaggio. Un'altra cosa importante è quella di far stendere comunque la mamma in questa posizione perché è la posizione più comoda per lei. In genere si tende sempre a mettersi così sul fianco, non potendosi mettere a dorme. Sì, anche quando si dorme è molto rilassante. Che meraviglia! È proprio, non lo so, questa pancia dà proprio l'idea di vita, di pace, di positività, anche in un momento così difficile come può essere quello attuale per il mondo, per l'Italia, per carità, non ne parliamo neanche. Però insomma vedere una mamma, vedere una vita che sta per iniziare, perché insomma non è che sta per iniziare, qua è già bella e avanzata la vita, è una vita che tra un pochino uscirà. Leonardo l'8 di maggio, se non ricordo male, vero? Come va? Come ti senti? Bene? Ecco, poi sì, è abbastanza piacevole perché è molto soft, non si applicano comunque non si va a stimolare troppo, è molto rilassante, non ci sono pressioni. È una cosa insomma che, considerato che voi mamme dopo per un pochino avrete il vostro bel da fare, esatto. Approfittate se potete di qualche coccola in più, approfittatene. Devo dire che Alice è anche una mamma molto molto bella, molto bella, ma tutte le nostre modelle sono molto belle, però insomma Alice mi rimarrà nel cuore. Poi ci rivediamo dopo che hai partorito, magari nel prossimo ciclo ci rivediamo. Per un massaggio. Sì, per un massaggio. Però vieni qua con Leonardo. Certo. Un'altra sensazione molto piacevole è il massaggio nei piedi e nelle gambe. La mia mamma mi raccontava che nell'ultimo periodo, quando aspettava me, non riusciva neanche a mettersi le scarpe e le calze da sola. E allora un giorno mio papà non era in casa, dovette un attimo arrangiarsi alla meno peggio e uscì con 2 calze, una di un colore, una di un altro, infilate in dei mocassini. Anche il massaggio nei piedi, perché insomma tutto il peso sta caricato lì. Sì, infatti sono sempre gonfi. Infatti sì, si nota il gonfiore. Sì. Però insomma c'è poi una sorpresa meravigliosa dopo. Certo, la ricompensa. Eh sì, Leonardo è la ricompensa più bella.
Andare anche a lavorare nella caviglia che è molto gonfia. Ecco, mi raccomando, se siete incinta, ma a qualunque stato della gravidanza, non fate mai dei massaggi particolarmente aggressivi, ma sempre delle cose, non vi preoccupate dei chili che si prendono, poi quelli si perderanno sicuramente, si troverà il modo, anche perché insomma, però è così, per una volta nella vita di una donna che non ci dobbiamo preoccupare se abbiamo messo su la pancetta, godiamoceli, no? Questi 9 mesi. E fate sempre comunque cose delicate come quelle che sta facendo Mariella. Niente mai di violento. Mariella, tu hai figli? Io sì, ho 2 bimbi. 2 bimbi. Usciti probabilmente da una recchia, perché è talmente secca Mariella che... Ma tu tornerai magrissima. Sì. Magari dopo praticherà dei massaggi linfodrenanti dove andiamo ad aiutare a smaltire tutti i liquidi che rimangono nel corpo. Sarà così bello, Leonardo, che sarà l'ultimo dei nostri pensieri lì per lì. Dopo magari inizieremo un po' a preoccuparci oddio, mi è rimasto un po' di ciccia qua, risolviamo sempre qua al Palace Beauty and Spa di Imola, si risolvono tutti i problemi. L'importante adesso è concentrarci su questo parto. Farai un parto naturale? Sì. E nel caso arriva Isabel e ti trucca. Se non ti basta, ti mandiamo anche Mariella e ti massaggia. E poi vengo io e ti intervisto. Che sarò proprio... Sì, avrai una voglia di parlare con me. Mi raccontava un giorno uno psicoterapeuta, noi donne abbiamo naturalmente un pochino paura del parto, no? Poi più si avvicina, perché comunque abbiamo visto dei film in cui le donne che partorivano facevano urli. Bene, questo psicoterapeuta mi raccontava che quando si partorisce bisogna ricordarsi che siamo degli animali. Quindi è inutile stare a preoccuparsi del voler tenere il controllo della situazione. Lui proprio mi disse che il modo migliore per affrontare il parto era tirare fuori l'animale che c'è in noi. Istinto, esatto. Comunque noi lo sappiamo già inconsciamente come comportarci. Esatto. E quindi bisogna seguire il proprio corpo e quindi stare a guardare tutte le... Se il tuo compagno, se tuo marito sarà in sala parto con te, se ti verrà da prenderlo a male parole, è molto comico, però è naturale anche questo e il marito, il compagno, immagino che tutto potrà fare fuorché prendersela per questo, quindi poi dopo torniamo a dire amore, guarda che meraviglia che abbiamo fatto, ma mentre siamo lì, guarda cosa mi hai fatto, disgraziato! Lì viene fuori il vero istinto animale di una donna. Esatto, ma va bene così, è la cosa più naturale che è rimasta a questo mondo, quella di partorire. Si vede che vorrei anch'io, adesso prima o poi io tocco perché porta fortuna, io tocco Alice, lei e Leonardo dentro. Come ti senti con questo massaggio? Bene. Dopo la lasciamo qua a dormire. Sì, esatto, rimango un po' qua. La lasciamo qui a dormire, a riposare. Comunque insomma, adesso l'ultimo mese un pochino di relax, di riposo per quanto ti è consentito. È tutto pronto, la cameretta? Tutto pronto. E allora? Tutto fatto, adesso devo solo aspettare lui. Che arriva. Poi è ovvio, no? Gli ultimi periodi, dopo che si è portato in giro per tanto meno. Ma poi perché non vedi l'ora di vederlo, ho aspettato le immagini e... Sarà bellissimo, e lo so già io. Leonardo bellissimo. Il mio compagno si chiama Leonardo, se avessimo una figlia femmina la vorremmo chiamare Alice. Io tocco, magari l'anno prossimo rifacciamo questa trasmissione, il pancione ce l'ho io, no? Speriamo, anche perché io non sono giovane come Alice che ha 26 anni, io ne ho 39. Non li dimostro, va detto, ne dimostro tranquillamente 26 come Alice per gamba. Ecco qua è pronto proprio. Dove ti appoggia e fa un pochino male.
Penso che tra tutte le puntate che abbiamo fatto qui dal Palace, questa è la più rilassante in assoluto. Ho visto 1000 tipi di massaggi, tutti belli, per carità, ma questo proprio mi dà l'idea che sia una coccola senza pari. E allora stiamo per concludere. Il trattamento in genere quanto dura? Dai 30 ai 60 minuti. Ovviamente oggi abbozziamo quello che è il trattamento completo. Allora, grazie Mariella. Grazie a voi. Grazie Alice. Grazie a voi. Grazie Leonardo. Grazie a voi. E allora, avete visto, potete essere in ordine anche in sala parto. Non so se sarà questo il vostro principale pensiero qualora stiate per partorire, ma nel caso noi vi abbiamo trovato anche il trucco naturale da sala parto. Bene, questa puntata di Diffusion si chiude qui. Io vi do appuntamento a domani, giovedì, Diffusion Pet. Andiamo alla scoperta delle tartarughe.